buonasera e benvenuti alla Stella Azzurra. Questa è la 19ª giornata della Serie A della Lega Calcio a 5. Si affrontano oggi in maglia azzurra i trainer contro i rossi del Costa Rica. L'azione del Costa Rica che parte da fallo laterale, servito Rubertà sulla banda destra, il tiro cross e il gol di Silvi dell'1-0. Il Costa Rica mette subito in chiaro le cose, Silvi dà il 5 a Rubertà. Ecco l'azione del Costa Rica, girata sulla banda destra, Rubertà stavolta la mette in porta sul primo palo, il suo destro potente vale il raddoppio della seconda della classe. Palla giocata sulla banda sinistra, c'è l'1-2 con Di Cintio, il cross dentro e la rete del 3-0 è a firma di Toma. 3-0 per il Costa Rica, bella azione. Corner, palla giocata dentro, il velo e arriva Rossetti dopo il velo ad incrociare sul secondo palo il 4-0 del Costa Rica. I trainer abbozzano una reazione qui con Sella, il suo tunnel, Sella se ne va e col sinistro scarica in porta il numero 11 Sella, fa il gol dell'1-4 per i suoi. Occhio al contropiede del Costa Rica sulla banda sinistra, c'è un bel tunnel, la palla per Rubertà. Col piattone, Rubertà, doppietta personale, confezionato, il 5-1 per il Costa Rica. Costa Rica in azione centrale, scopertissimi i trainer, c'è il velo e la rete del 6-1 di Baroni, la chiudono qui, probabilmente quelli del Costa Rica, il numero 7 la mette dentro. Trainer con la bella giocata del numero 9 che rimane in pressione, Cerrato in scivolata, Cerrato ci ha creduto fino alla fine, è andato in pressing, caparbio Cerrato, 2-6. Costa Rica va all'azione, Sella la controlla solo per un attimo, arriva a Baroni, chiede l'1-2, si chiude il triangolo per il 7-2 del Costa Rica. Baroni bravo a proporre e poi a concludere. Trainer scoperti, il Costa Rica continua a dominare, palla sulla banda sinistra, a ritroso e il numero 10 Minchillo fa 8-2, passivo pesante per i trainer. Azione con la palla data a ritroso, c'è Minchillo, prova l'imbeccata, l'1-2 di Minchillo, i passaggi fino in fondo e la rete di Toma, grande azione, palla a terra del Costa Rica che gioca a mente sgombra, 9-2. Altro contropiede del Costa Rica, 2 contro 1, Rossetti la mette dentro sul primo palo, facile facile il suo piattone, non poteva davvero sbagliare, 10-2. Azione dei trainer, l'intervento del portiere è sulla palla ma è calcio di rigore. Sella sul dischetto, la sua rincorsa e col piattone Sella non cambia la sostanza del match ma fa doppietta personale, il 3-10. Il Costa Rica non è pago fino alla fine, servito sulla banda destra e poi dentro il cross, ancora Rubertà, la sua tripletta sfonda la doppia cifra, 11-3. Sulla banda sinistra intanto scatenato Di Cintio, 3 contro 0, Di Cintio la può gestire, i passaggi di fronte al portiere e la rete del 12-3 è a firma di Toma. I trainer orgogliosamente continuano ad attaccare, c'è Sella con la sua protezione della sfera, se ne va bene Sella, rientra sul destro, altra finta, sinistro e palla all'incrocio, Sella non si ferma anche se la sua squadra è sotto, grandissimo gol per il 4-12. I trainer attaccano, c'è il cross dentro, la palla che sfila sul fondo quando arriva il triplice fischio di Tichetti che pone fine alle ostilità, il Costa Rica batte 12-4. I trainer tiene il passo dei Cresi, si intesta alla classifica. È stata una partita sicuramente divertente, ricca di gol, dove sicuramente a nostro vantaggio è stato il numero di elementi impiegati, visto che comunque avevamo due quartetti di pari livello sempre freschi, probabilmente abbiamo tenuto sempre un ritmo abbastanza elevato e questo ha influito in maniera positiva.